Don Matteo, ciao. Grazie. Ciao, grazie. Non ho tirato male. Lo so, quindi mi scuso. Ci pensava, io ti farò un paio di domande. Sì, no, l'idea, scusa, adesso l'idea. Sì. Ti dico due cose, due domande a te, magari sul tema della povertà, della Chiesa, la povertà. No, cosa dici? Chi c'è là? Qua credo Romano. Che dice? Bene. Sì, benissimo. Allora, verde è acceso, rosso si spegne. Giuseppe, Giovanni mettiamo qua. Giovanni sta qua? Sì, stai di lì. Mi sembra che Ok. I ragazzi di spazio aperto. Sì, come Come no. ricordiamo. Dove mi metto? Qui. Che onore. 300 anni fa mi ha accolto la Cattolica. 300 anni fa ti ha accolto la Cattolica, esatto. Il letto. Oh, Il nostro pensionario. ne è passato di E qua chi ci si mette? Per forza. Vieni. Lì così bello. Decide se mi fa un'intervista sui 20 anni del Medici. Nei prossimi giorni. adesso come adesso, per un po' di tempo no, ho varie settimane. Poi più avanti, Dico 2 settimane. 2 o 3 settimane perché sono tasati. D'accordo. Sì, Lo metto intanto in coda. sì. Come stai? Troppe cose, bene. Troppe cose. Oh, io sto bene, un ritmo, Sì, bene, si vede. un ritmo eccessivo, ma sto bene. Poi una che confusione invece di giro. Io non so che cosa stia succedendo, perché poi ne parliamo anche un po'. Qui c'è confusione sotto il cielo, io sono contentissimo, sono sottile, oppure 16 anni dopo, perché ormai c'è scontentezza. Se io avessi Duro. no, anzi è un lampione, no, per questo. Benvenute e benvenuti a tutti. Grazie per la vostra presenza a questo incontro. Domenica scorsa era il 6 febbraio e le famiglie della Visitazione hanno ricordato un anniversario importante. 45 anni fa Don Giovanni Nicolini, il nostro Giovanni, entrava come parroco a San Martini, una località sconosciuta delle campagne di Crevalcore. In realtà poi nel tempo abbiamo scoperto che non era neppure parroco, bensì amministratore. Il suo predecessore, Eminenza, carissimo Don Matteo, era in quel momento il cardinale Antonio Poma, succeduto all'arcivescovo di Bologna Giacomo Lercaro dopo la sua rimozione. Don Giovanni fu inviato in quella campagna agli estremi confini della diocesi
al confine con la diocesi di Modena, e iniziamo a vivere insieme. Eravamo lui, io che avevo 19 anni e mio fratello Francesco che ne aveva 26. Certamente non avremmo immaginato il seguito di quella scelta, di quella avventura che si è dipanata nei decenni successivi, fino al momento in cui il cardinale Giacomo Biffi nel 1999 chiese a Don Giovanni che vi fosse una presenza della nostra comunità anche in città, a Bologna, e così fu scelta la parrocchia di San Giovanni Battista di Calamosco e di Sant'Antonio da Padova alla Dozza, dove Giovanni ha fatto il parroco fino al 2017, quando io sono subentrato al suo posto in occasione del suo inizio di attività come ACLI, assistente generale delle ACLI a livello nazionale. In questi 45 anni ci siamo incontrati, conosciuti, siamo cresciuti, siamo anche diminuiti in qualche caso. Abbiamo vissuto con grande intensità e passione tutte le vicende sia della Chiesa che della cultura e della politica del nostro Paese. Abbiamo avuto anche contatti importanti con altri paesi, anche al seguito della piccola famiglia dell'Annunciata, la comunità di Monteveglio, Montesole, che si è sistemata anche in 2 parrocchie in Palestina, e poi anche al seguito della presenza della Chiesa di Iringa, cioè il gemellaggio voluto fortemente dal vescovo ausiliare di Bologna, poi patriarca di Venezia, Marco Cè, che volle appunto che una presenza piena della Chiesa di Bologna prevedesse anche una presenza dei fratelli e delle sorelle. Dico queste cose perché forse non a tutti sono esattamente note così in fila, ma certamente ciò di cui parliamo stasera è anche la prima parte della vita di Giovanni, che viene raccontata nel libro che qualcuno di voi ha potuto procurarsi e che comunque si trova in fondo alla chiesa e si può acquisire. Naturalmente ringraziamo gli ospiti illustri di stasera che non hanno alcun bisogno di essere presentati, che sono qui soprattutto per l'affetto e la stima nei confronti del nostro Giovanni, e ringraziamo Daniele Rocchetti, che è stato l'ideatore della intervista che è stata condotta negli anni della pandemia in diversi momenti e che ha avuto anche l'intuito di fare attraverso questa intervista una sorta di sguardo complessivo alle vicende più importanti che hanno attraversato il cattolicesimo in Italia dalla seconda parte del secolo scorso ad oggi. Lascio proprio la parola a Daniele, così possiamo vivere il nostro incontro di festa e di famiglia. Grazie Don Giuseppe. Proprio una brevissima nota iniziale. Mi è stato chiesto come è nato il libro. Credo che sia nato dalla gratitudine di un incontro. A me è capitato tanti anni fa di incrociare Don Giovanni e allora in tempi diversi ho avuto modo di frequentare lui, parecchi fratelli e sorelle
della sua famiglia di vita cristiana. Al punto che quando fui nominato appunto responsabile della vita cristiana delle Acri Nazionali, salì a Sovere con l'allora presidente Roberto Rossini per chiedergli di diventare il nostro assistente, e così andò. Dopo 4 anni, poco prima che scadesse il mandato, sono di nuovo salito a Sovere per registrare, insieme a Don Francesco, un po' di conversazioni che poi sono diventate questo libro. Ecco, sentendo parlare in quei pomeriggi a Sovere, cito Sovere perché so che è un luogo caro a molti di voi, io ho avuto piena coscienza di una cosa che amava ripetere Paolo Giuntella. Paolo Giuntella è stato amico e maestro di molti, tra questo anche di David Sassoli. Paolo ricordava che nel libro della giungla di Kipling il cucciolo d'uomo Mogli riesce a vincere l'arrogante e terribile tigre Shere Khan con il fiore rosso, con il fuoco, un tizzone ardente. Quindi lui diceva: non è la potenza delle pietre dei templi, la forza delle istituzioni umane ad assicurare al popolo di Dio, da Abramo ad oggi, il suo avvenire, ma il passaggio di generazione in generazione, da persona a persona, di questo tizzone ardente, del fiore rosso della testimonianza. Perché se ci pensate, tutto il popolo della Bibbia, tutto il popolo cristiano, altro non è che un grande movimento biografico. E questi uomini, queste donne permettono a noi di credere. Io non so voi, ma per me è andata così, nel senso che io penso, cerco di credere per procura, perché altri mi hanno mostrato che mi hanno reso evidente e attrattiva la vita cristiana. Allora, ascoltando Giovanni, mi sono reso conto di questo fiume straordinario di donne e uomini che, incrociando la sua vita, l'hanno reso bella. Certo, il babbo e la mamma, i suoi fratelli, le sue sorelle, Primo Mazzolari, Lorenzo Milani, Elder Camera, Marco Cè, Giuseppe Dossetti, Olinto Marella, Romano Prodi, Matteo Zuppi, i suoi fratelli e sorelle spirituali, Massimo, a cui dedica una pagina, le tantissime sante e santi minori che hanno incrociato la sua storia e l'hanno resa viva, ancor più, hanno reso viva e vera la vicenda di Gesù. Lo dico perché personalmente credo che dovremmo essere più attenti e orgogliosi di questo straordinario corteo, che è la vicenda cristiana snodata attraverso le biografie. Un'ultima cosa, e poi entriamo subito nel dialogo. Lontano da me l'intenzione di incensare una storia, ma piuttosto di trovarne spunti fecondi. Ecco, per me Giovanni ha rappresentato, insieme con molti altri, il profilo credibile di quel filone minoritario prezioso per la società e la Chiesa italiana che è stato il cattolicesimo democratico. Credenti che hanno preso sul serio il Vangelo e hanno scelto di stare nella città di tutti senza nessuna pretesa o arroganza, se non quella, in nome della fede, di scommettere laicamente sull'umano e cercare ostinatamente il dialogo e terre di mezzo, dove potersi incontrare anche nelle differenze. Bonhoeffer avrebbe detto capaci di leggere insieme Bibbia e giornale. Il mio amico, di nuovo, Paolo Giuntella avrebbe detto capaci di leggere insieme il Concilio e la Costituzione. Un filone minoritario che anche in tempi complicati di Chiesa e di mondo ha custodito la capacità di ascolto, di comprensione delle ragioni degli altri, della complessità della condizione umana, capacità di tolleranza, di tenerezza, di dialogo, non per annacquare la propria porzione di verità o la propria esperienza di fede, ma per condividere, compartire. Tenere insieme la radicalità dell'esperienza cristiana centrata sulla parola e la simpatia con gli uomini del proprio tempo. Ecco, un filone che ha generato credenti che, secondo me, hanno unito un fortissimo senso delle istituzioni e un altrettanto forte senso della giustizia sociale, dell'uguaglianza, dei diritti degli ultimi, di chi sta dietro, dei dimenticati. Convinti, e se voi sentite Giovanni è evidente,
che il cristiano non può stare a metà. Uno slogan cileno diceva: non esiste il centro tra giustizia e ingiustizia. Dunque il libro, e finisco davvero, è memoria grata, ma spero anche memoria capace di futuro, perché mostra nelle pieghe di una storia concreta, quella di Giovanni appunto, quella che mi pare essere da sempre la strada dei cristiani. Donne e uomini che nella città di tutti raccontano l'umanità del Vangelo, l'unica cosa preziosa che abbiamo tra le mani, convinti che non sono loro, non siamo noi a possedere la verità, piuttosto il contrario, è la verità che ci possiede e dunque ci rende liberi e capaci di rintracciarla dentro le pieghe di ogni storia, anche fuori il recinto del perimetro ecclesiale. Sono molto contento che qua con noi, appunto lo diceva prima Don Giuseppe, abbiamo Romano Prodi e Cardinal Zuppi. Scusa Don Matteo, ma il Cardinal Zuppi, che magari chiederei, Romano, ricordi il primo incontro con Don Giuseppe e con Don Giovanni? Quindi Don Giuseppe prima ha detto che lo conosce da tempi immemorabili, 45 anni, io da 60. Quindi batto ogni record. Erano all'asilo insieme. Eravamo alla Cattolica, poi adesso lui si arrabbia, perché vi assicuro che la scena che ricordo meglio è che quando ha detto che andava nei preti il lutto delle ragazze. Una roba, era bello, simpatico, intelligente, e poi altro. C'era un lutto generale, quindi il mio ricordo da Giovanni è questo, no? Cioè del pianto delle ragazze. E poi è passato tanto tempo, sono passati un po' più di 60 anni, più o meno. Ecco. E direi sinceramente che no, il collegio universitario credo che per lui e per me sia stato una cosa importantissima, perché era proprio un momento era un momento del cattolicesimo che era vivacissimo, no? Pieno di speranze, di energie, e l'atmosfera dell'Università Cattolica di Milano era straordinariamente vivace, no? Cioè c'era gente da tutta Italia, vabbè, poi la vita è un po' strana, cioè, quando penso che metà del mio governo erano i miei compagni di scuola di allora, poi si capiscono tante cose del tipo dell'ambiente che c'era. No, rivado a quei tempi perché questi mi richiamano evidentemente il discorso formativo sotto l'aspetto religioso, cioè il concilio ecumenico, che è stato, e lo si legge nel libro, no? Per Don Giovanni una specie di guida, di incitamento, di ammonimento, di linea da seguire, e anche in molta parte della sua intervista c'è il rammarico, anzi in tanta parte c'è il rammarico, perché queste linee del concilio non sono state fatte proprie dall'azione collettiva del mondo cattolico italiano. Non tanto, non è un problema di tradimento della gerarchia, ma proprio di una specie di stanchezza che c'è stato nel mondo cattolico. Ecco. Quindi la risposta mia è: non solo conosciuto da tanti anni Don Giovanni, ma credo che fosse un momento particolarmente forte, particolarmente pieno di speranze del mondo cattolico italiano, anche con una fortissima passione, uno direbbe politica, no, ancor più che politica, una fortissima passione per l'elemento collettivo, per il mondo che stava attorno, un grandissimo interesse, allora che era anche raro, di politica estera, dei problemi di pace o di guerra, ecco, i problemi che hanno toccato noi per tutta la nostra vita, ecco. E credo che
questo si è servito Chiaro. certamente a me ad ascoltarlo, certamente lui a fare le cose che poi ha fatto successivamente nella sua vita. Grazie. E Don Matteo, proprio il concilio è stata l'occasione per la Chiesa, che dire, per un confronto col mondo e per ritornare alle fonti. Nella bella introduzione di Don Matteo al testo, Don Matteo scrive che la Chiesa trova se stessa solo diventando evangelica. Ecco, come mai ecco, la vicenda di Giovanni dice che è possibile, la vicenda di tanti, tantissimi, eppure ci sono segni di una stanchezza, di una fatica nella Chiesa di oggi di essere trasparenza del Vangelo. Perché? Dunque, anzitutto grazie anche all'autore, chiaramente. Dobbiamo ringraziarlo molto perché, a parte appunto che è bello, si legge pieno di riferimenti e veramente ci aiuta anche a comprendere la ricchezza della storia della Chiesa degli anni in cui molti di noi sono cresciuti, che hanno vissuto più o meno consapevolmente, la ricchezza anche della storia che Giovanni porta con sé, che rappresenta, e qui anche lo faccio proprio, come dire, anche con una qualche ufficialità, diciamo così, anche perché è legata alla Chiesa di Bologna, e quindi diciamo credo che la sua, il suo e il vostro, perché appunto non ha sempre condiviso, e quindi anche la famiglia con tutte quelle che porta dentro, con tutte le varie articolazioni che porta dentro, siete così un dono importante per tutta quanta la Chiesa di Bologna, per i tanti ponti che rappresentate, per l'esperienza perché avete aiutato la Chiesa di Bologna a pezzarsi largamente, a essere in tanti punti del mondo, a vivere una dei grandi doni del Concilio, che è per esempio la parola di Dio e l'incontro con la storia, con l'umanità, in questa dimensione che il Concilio Vaticano II ci ha affidato. Quest'anno sono 60 anni, che si sono incontrati, quest'anno è il 60°. E un po' coincide anche per noi, perché il libro ovviamente non c'è così niente di, come detto prima, non è una... è molto essenziale in realtà il libro, cioè è molto un racconto, è molto descrittivo, cioè proprio cioè aiuta, fotografa quello che sono stati alcuni pezzi, tanti incontri e momenti importanti della sua vita che poi lui ha vissuto e ci ha regalato sostanzialmente, no? Quindi 60 anni vuol dire anche con questa storia capire le scelte. Cioè, se dopo 60 anni, per esempio, la Chiesa tutta riprende un momento sinodale, e curiosamente, diciamo così, almeno io lo vivo così, poi può essere che così, come dal 59 al 62 c'è stata tanta preparazione che ha riguardato soprattutto la curia, che doveva preparare un concilio bello già confezionato, così quando arrivavano i vescovi già era tutto pronto e si apriva e si chiudeva, e in realtà ha raccolto quella preparazione e ha saputo, come dire, poi far vivere quel momento come un grande momento di cambiamento, di presa di coscienza, di confronto con la storia, di sguardo al futuro. Io spero che questi anni, 2, 3, non sappiamo quanti, in cui siamo chiamati a vivere, a essere consapevoli del cammino sinodale,
Quindi dice, ma perché prima stavamo fermi? Beh, un po' sì, diciamo anche che c'è anche molta così, molte trincee, ecco. E qualche volta la tentazione è di aumentarne ancora di più, visto appunto qualche difficoltà così di confronto col mondo, quindi la tentazione è di aumentare le trincee, non di uscirne, cioè di chiudere bene la porta, non di star fuori, no? O di togliere la porta, di alzare qualche muro in più, perché insomma, soprattutto quando ci si sente più deboli, più fragili, è molto più facile credere di essere protetti così in una dimensione ripiegata piuttosto che estroflessa, no? Io credo che questa storia, con la sua storia, che davvero poi vuol dire raccogliere tante cose, perché lui lo butta lì così, no, perché poi io con Mazzolari, poi dopo sì, veniva sempre a pranzo a casa, poi se c'era poi... Cioè butta lì delle cose che sono dei pezzi, diciamo, delle figure tra le più importanti della storia della Chiesa degli ultimi decenni, no? Don Milani, tutti i pezzi, diciamo così, che lui ha voluto, ha incontrato, ha fatto sue e in un qualche modo ci ha riregalato, che ha condiviso, no? Con la sua sensibilità, con le sue scelte, con la sua così, obbedienza e la sua libertà. Nel senso che con la sua profonda obbedienza alla Chiesa di Bologna, e anche senza mai rinunciare alla sua originalità, al suo carisma, al suo dono, trovando sempre il modo per spenderlo, direi. Ecco. Allora, io spero che questi 2 o 3 anni siano così per la Chiesa un momento di grande consapevolezza e un inizio di una vera così, scelta di guardare al futuro, di costruire il futuro, come appunto il Concilio Vaticano II, che ha coinvolto in particolare ovviamente i vescovi, i teologi, diciamo così, la parte più, si sarebbe detto un tempo, la gerarchia, diciamo, nella sostanza, poi non solo, perché chiaramente poi è diventato, ma il momento decisionale ovviamente era così molto... E invece viviamo un momento sinodale, in cui siamo chiamati in un qualche modo a provare a scegliere, a capire, anzitutto appunto ad ascoltare, proprio perché questa riflessione permetta di trovare poi le priorità e i cambiamenti necessari alla Chiesa. Ecco, per questo credo che il libro ci aiuta anche a trovare anche tanta passione per guardare al futuro e continuare una cosa, lo dico, finisco con questo, che dicevate all'inizio, cioè la radicalità e la simpatia, che in fondo è anche un po' qualcosa che fisicamente anche un po' la vita tutta quanta la vita di Don Giovanni, una radicalità mai così che molto, molto sobria ma molto ferma, il suo stile di vita, diciamo così, anche stesso, se vogliamo, gli orari per certi versi anche un po' impossibili, che soltanto una scelta radicale, no? Che mai messa in discussione, nonostante una giornata molto dilatata, piena di cose, poi alle 4:15, comincia 5, 4:30, prima ancora. Prima ancora. Un pochino prima, sì. Mi sembrava tardi, infatti. A che ora cominciate? L'inizio della preghiera. A che ora è? Dipende poi dalle case, comunque può essere alle 4,
Ecco, ma insomma, capite che insomma, ecco, non è che poi dice dopodiché torna a letto, diciamo, come farebbe qualcuno, me compreso, ma appunto, sì, ecco. 4:30 del pomeriggio, spero. Chiaramente. Quindi radicalità come pure e simpatia. Sempre tanta di questo appunto credo che è un tratto così importante. Il concilio, noi dobbiamo rivivere, anche perché è come dire, è un'eredità che noi dobbiamo spendere. E penso che, come dire, credo che Giovanni è il primo, dice io con tutti questi incontri, con tutto quello che ho vissuto oggi, sicuramente c'ho ancora più passione perché questo rappresenti qualche cosa per il futuro. Cioè a 60 anni ancora dobbiamo cominciarlo a capire. E sempre però con quella radicalità e quella simpatia che è un po' una delle cifre, delle chiavi per capire l'esperienza, la vita di Don Giovanni e quindi anche un po' la vostra. È chiaro. La storia, parlavi di passione, la storia di Giovanni è la storia di una passione, o meglio di una vita spesa per Gesù di Nazareth. Per lui, reso trasparente dalla vicenda esemplare di Don Giuseppe Dossetti. E a me pare che attorno a Don Giuseppe, mi piaceva capire da te, immaginando la vicenda anche oggi della Chiesa di oggi, qual è la perla preziosa, l'eredità più importante del magistero che è vissuto e praticato da Don Giuseppe Dossetti. Tu è qualche anno che sei a Bologna, hai avuto modo certamente di conoscere la sua vicenda prima, approfondirla dopo. Di lui, qual è la perla preziosa che senti importante consegnare alla Chiesa? Ma lo ha già detto parlando di Don Giovanni e Monsignor Zuppi, cioè obbedienza e libertà. No, sono due concetti che non sono sempre facili da conciliare, cioè obbedienza nel senso che Don Giuseppe ha sempre, non solo avuto personalmente, ma proprio lanciato un messaggio continuo di assoluta fede, di obbedienza alla Chiesa, eccetera. E nello stesso tempo una libertà, un'originalità di pensiero, un senso che la storia può anche essere guidata, ecco, cioè reagire di fronte agli eventi, no? Naturalmente è chiaro che nell'immagine della gente restano forti i messaggi come sentinella, a che punto sei della notte, cioè questo mettere in guardia tutta una comunità di fronte al degradarsi di un concetto civile, di una vita civile, di un concetto di vita civile e di un concetto di vita religiosa. Questo essere vigile in entrambi gli aspetti della vita, no? Costituzione e Vangelo, e l'interpretazione forte e letterale di entrambe. Ecco. Poi c'è tutto un aspetto evidentemente che io non riesco a padroneggiare, cioè l'aspetto teologico, l'aspetto di approfondimento delle scritture, che erano una parte essenziale della sua presenza. Ma quello che è ripeto, la forza della comunità bolognese è appunto obbedienza e libertà e direi proprio obbedienza nel rispetto e della Costituzione del Vangelo, libertà nella interpretazione della coscienza di entrambi i testi, che evidentemente hanno dato molto spesso
un'immagine radicale, no? Ma di un radicalismo che non è mai stato un radicalismo fondato dal cercare una propria originalità o diversità, ma da un radicalismo che si fondava sulla lettura e dei testi sacri e dei testi della società civile. Ecco. Così io prima ho richiamato la famosa frase che rimarrà uno degli insegnamenti più celebri, cioè il richiamo al profeta che dice: ma sentinella, a che punto siamo della notte? Cioè il richiamo alla drammaticità del momento. Questo è e quindi l'ammonimento a essere svegli. Il richiamo alla sentinella è questo, l'ammonimento a essere svegli, perché le circostanze lo esigono, perché la pesantezza dell'eredità lo rende necessario. Ecco, questo è quello che secondo me rimane profondo. Poi è chiaro che rimane anche l'eredità della famiglia, del portare avanti tutta la testimonianza di Montesole come ammonimento per il futuro, non il ricordo soltanto monumentale del passato. Ecco. Questo è un altro aspetto che dovrebbe essere fermo per i prossimi decenni. Ecco, questo è quello che penso sia stata l'eredità più importante. Don Matteo, invece per la Chiesa? Io credo, a me viene in mente quello che le 3 P di Papa Francesco quando è venuto a Bologna, cioè pane, poveri, pane, parole poveri. Sì. Perché mi sembra che siano tra i doni, diciamo così, dell'esperienza di Don Giovanni, e quindi anche vostra chiaramente, perché ci sarebbe tutto un discorso sulla persona, diciamo il carisma e la famiglia, no? C'è tutta la discussione, qualche volta anche un po', a mio parere, un po' così, se il carisma è il suo, in realtà il suo è stato anche col vostro. Cioè lui ha capito il suo dono vivendolo con voi e voi avete capito il suo dono camminando, ed è sempre di più qualcosa che lo unisce e vi unisce, no? Insomma, per questo credo che è un dono che parlo molto di lui e anche un po' della famiglia. Quindi con le 3 P, a cui e poi 2 cose, la storia. Sulla parola di Dio io ho chiesto a loro di aiutarmi, in questo caso, a pensare che come vivere la giornata della parola, che è una grandissima intuizione, a mio parere, di Papa Francesco, che rischia così di essere poco vissuta, e devo dire che l'indicazione appunto di una lettura continuata, di provare a condividerlo nelle parrocchie, di provare a mettere al centro appunto la parola, è tanto legata anche alla sensibilità, alla storia, all'esperienza che voi, la lettura continuata, eccetera. L'altra cosa, una è la storia. La storia, questo è molto di Dossetti, non c'è dubbio. Quello che ricordava prima Romano, insomma, che la sentinella non è che sta guardando dentro, sta guardando fuori e sveglia appunto nel rapporto con la storia. Io volevo finire su una cosa che mi ha un po' incuriosito anche in questi giorni, qualche così dibattito mi è sembrato qualche volta anche un po' però rivelatore, il sacro e il profano. Allora, quelli sono stracciate le vesti, oddio, si perde il sacro, quello che si profanizza, eccetera, eccetera, no? Che sembrava appunto così perdere, diciamo così, la sacralità, in questo caso del sovrano pontefice, perché appunto io credo che nell'esperienza di Giovanni, insisto, quindi cioè la vostra esperienza, penso che nessuno, no, possa mettere in discussione così una cura per la bellezza, per, tra virgolette, il sacro. Cioè, penso onestamente, tra le più belle celebrazioni che ci sono nella nostra diocesi sono quelle in cui
diciamo così, sia a Montesole, sia dove c'è tutte quante le varie, i vari pezzi delle famiglie legate alla piccola famiglia. Qui penso che sulla cura della liturgia del sacro nessuno così può dire qualcosa, no? E poi c'è tanto profano, c'è tanto quello che sembrerebbe. Allora, io insomma, per certi versi vi ringrazio, perché quando il sacro diventa una dimensione fuori dal mondo, tendenzialmente da punta falsa, più delle volte, o comunque molto così, attorniata un po' da ipocriti, chi ha paura della vita. Non facciamo un favore al nostro Signore, che mi sembra che anzi, al contrario, diciamo così, si è sempre un po' diffidato così di un sacro che poi diventa anche quei famosi tavoli, diciamo così, che a un certo punto vengono buttati giù, no? E trovare il sacro nel profano, nella vita, nelle contraddizioni, nei poveri, nelle persone che accogliete a Gerusalemme, con i palestinesi, eccetera. Il profano, no? Trovare il sacro nel profano. Beh, in questo caso appunto credo che voi ci aiutate tanto a vivere queste due dimensioni, sempre appunto nella loro radicalità, e anche a capire dove sta, che in realtà sono, cioè una aiuta a capire l'altra, e se sono staccate è veramente pericoloso. Ma volevo aggiungere un'altra, sempre per l'eredità. Ho dimenticato il centro di documentazione per gli studi religiosi, cioè un punto di riferimento per gli studi religiosi che in Italia non mancava, insomma, e che io trovo importantissimo che sia a Bologna, più antica e più grande università, e accanto un centro di studi sui problemi religiosi profondo, e che ha tantissimi rapporti con la Chiesa degli altri paesi, con gli studi religiosi degli altri paesi, problema che mancava molto a noi. Ecco, voglio aggiungerlo perché mi sembra importante. No, mi pare importante, sì. Io faccio ancora una domanda a Romano, al Cardinale, e poi lasciamo spazio a Giovanni. Ma a Romano mi interessava questo, l'ha ribadito adesso bene il Cardinale, il valore della storia, ok? Appassionato alla scuola della parola, ma appassionato della storia. Ecco, in fondo dicevo prima, il cattolicesimo democratico è il profilo di questi credenti che stanno laicamente nella città di tutti. Che cosa vuol dire? Ma gli esempi ne abbiamo avuti parecchi, no? L'ultimo, cioè, io mi sono chiesto, ma come mai c'è stata una commozione vera, profonda, incredibile per la morte di Sassoli? Non c'è stata, che io trovi, in nessun'altra circostanza, no? Se volete piccole cose, ma quando penso che c'è stata un'audience del 21% per un funerale che è durato 1 ora e mezzo, è qualcosa di... Perché? Perché apparteneva a un gruppo di persone in cui si capiva benissimo che l'impegno politico derivava da una profondissima cultura religiosa, da una profondissima analisi che, come tu dicevi prima, era una prendere sul serio il Vangelo, ma assumersi le proprie responsabilità. Ecco, questo è secondo me un aspetto di un'importanza che mi ha fatto capire come questo, diciamo così, questo filone che aveva operato nella politica con un processo di formazione molto particolare, molto profondo, è stato importante nella storia italiana, anche se lo si ricorda più a posteriori
che non nel momento della polemica o nel momento della vita politica. Ecco. Questo è, secondo me, importantissimo. E Don Giovanni lo ha applicato perché nella sua vita ha battuto i filoni di cui oggi ci parla il Papa, no? Il problema dei bambini, della scuola, della sanità, delle carceri, no? Tutto questo cammino Don Giovanni l'ha vissuto dal punto di vista, partendo dall'aspetto religioso, della carità, della dedizione, ma era incrociato anche con un tipo di formazione politica con il quale ha avuto a che fare poi quando è stato presidente delle ACLI, no? Ha rincrociato alla fine questo grande movimento che poi si è andato affievolendo nella società italiana, diciamo la verità. Ecco. Questo è, credo, l'importanza dell'incrocio fra una formazione religiosa profonda e anche lo spirito della Costituzione. Certo. Don Matteo, ascoltando Giovanni esce fortissimo uno dei temi che erano uno dei temi chiave di una parte dell'Assise conciliare, che è il tema della povertà. Ecco, mi può spiegare perché oggi la questione della povertà sembra essere tolta dall'agenda della vita cristiana? Cioè, in realtà, per esempio, sempre Papa Francesco ci ha chiesto di fare la Domenica dei Poveri, la giornata mondiale dei poveri, con molta sottolineatura. E io credo che le due domeniche, quella della parola e quella dei poveri, sono profondamente unite, e lui le ha perché il rischio è che la categoria dei poveri sia una categoria ideale e non un incontro, non una storia, non un legame. Sono sempre per riprenderlo, diciamo così, toccando, va bene, per riprendere la cosa che diceva l'altro giorno, l'ha detta tante volte. Da romano mi ha colpito, mi ha raccontato Giovanni, che quando ero studiato a Roma, in genere gli studenti così vanno al centro di Roma, cioè quelli che qualcuno va a Capranica, qualcuno va a Laterano, qualcuno va al Lombardo, probabilmente sei dovuto finire lì. Beh, lui è finito alla Borghesiana. Allora, la Borghesiana, la mia seconda parrocchia, era già un po' più vicina, diciamo. La Borghesiana credo che sia la penultima di quella della terza rete, della terza metropolitana. Credo che sia la penultima stazione, appunto, forse proprio l'ultima, la Borghesiana. Tuttora, tenendo presente che parliamo di qualche decennio fa, in cui figuriamoci quanto è la distanza che, appunto, adesso in realtà anche dopo Borghesiana sono stati costruiti altri quartieri. Allora questo mi ha colpito, perché effettivamente andando a Borghesiana, e dove anche c'era anche un po' tutto un mondo, insomma, in ricerca, insomma, si è sempre andato a cercare, diciamo così. Questo, non si è fatto mai mancare niente, andava sempre a cercarsi qualche cosa, per cui appunto la Borghesiana, eccetera. E poi l'altra cosa che mi ha colpito è il riferimento al patto delle catacombe. E guardate che c'è un legame fortissimo, il patto delle catacombe, Camera, Papa Francesco. In realtà, quando Papa Francesco dice io scelgo Francesco, c'è un legame fortissimo, perché poi in realtà gliel'ha detto Hummes, ma è legato a quella sensibilità che appunto rappresentava Camera, che era tra i vescovi del concilio, che volle appunto immaginò il patto delle catacombe, e quindi questa è la scelta preferenziale dei poveri, diciamo così. Per cui la povertà, come dire, così, che viene rimessa al centro, caspita, che qualcuno sente, vabbè, ma quando è che finiamo di parlare dei poveri e parliamo delle cose vere?
Dice, ammazza che più vede di quello. Diciamo, qualcuno, c'è uno che è molto infastidito quando il Papa parla dell'ospedale da campo, no? Certo. Perché dice, vabbè, ma insomma, va bene un pochino, parliamo, ci stiamo anche un po' nell'ospedale da campo, però quando è che la Chiesa torna a essere se stessa? Quando il mondo smette di essere un ospedale da campo, se ne andrà. Cioè, e poi soprattutto è come se vivere come se fosse alternativo, non so come dire, cioè primo non rendersi conto che il mondo è un ospedale da campo, quindi come dire, e poi soprattutto il fatto che non è contraddittorio la teologia e la maestra con la madre. E quindi sarebbe, quando è che la Chiesa torna nei suoi confini a dare le grandi indicazioni al mondo? La Chiesa dà grandi indicazioni al mondo quando sta in mezzo all'ospedale dei poveri, all'ospedale da campo. E quindi la sintesi anche tra la scelta preferenziale per i poveri, la preghiera, la radicalità nella preghiera, il silenzio, l'ascolto e via dicendo, che sono profondamente unite. Guai quando le due dimensioni si si separano. Sarebbe davvero molto pericoloso per l'una e per l'altra. Quindi pensi che una Chiesa con i poveri, ma anche una Chiesa povera? Decisamente, nel senso che vuol dire Chiesa povera, come dire, che trova quindi appunto che ritrova se stessa, diciamo così, che non è che trova la sua vera ricchezza, va, ecco. Grazie. Don Giovanni. Bene, ringrazio moltissimo l'occasione di questa serata e in particolare la presenza di questi tre nostri fratelli che mi consentono adesso di dire proprio solo una parolina, nel senso che i loro interventi, dei due là in fondo, hanno cercato di prenderci per mano per renderci conto della storia che abbiamo vissuto in questi anni, più o meno consapevolmente. Quanti anni? Beh, dalla fine del Concilio, senz'altro, fino adesso, al nostro tempo. Ed è stato il travaglio del passare dalla aula conciliare alla storia, alle nostre periferie, alle nostre scuole, ai nostri ospedali, alla concezione del matrimonio, al problema dei figli, eccetera, eccetera. Un grande lavoro. In questi anni l'applicazione del Concilio non è mai stata messa troppo a tema, ma in realtà è quello che ha impegnato la Chiesa nelle sue responsabilità più alte, ma anche nella vita comune di noi fratelli e figli. Allora, l'interesse di questo tavolo, un po' devo dire che sono stato io, facendo finta di niente, di suggerire i nostri posti, perché questo mi consente di dire che questo qua, vicino a me, è lo scolaro riuscito bene. È proprio il nostro figlio questo. E vedete che noi dobbiamo fare dei ragionamenti, raccontare delle storie, potremmo raccontare anche di grandi crisi, di grandi dolori. Per esempio è stato semicitato qui un personaggio, la persona di Giuseppe Dossetti, che per me è stata una persona molto importante, molto preziosa, mi ha interamente avvolto con il cammino spirituale che lui percorreva e che annunciava mentre lo viveva. Per cui è stato in qualche modo un magistero essenziale. Loro due mi sono stati anche oggi di grande aiuto per ripassare questo grande travaglio che è stato l'evento supremo dal punto di vista ecclesiale del Concilio e poi tutto quello che ne è seguito e quindi il volto nuovo della Chiesa.
L'arcivescovo, in fondo, vedete, molto più tranquillo di loro. Lui è questa realtà nuova. Lui è il nostro ragazzo ed è riuscito bene. Ha fatto gli studi, insomma, si vede che è stato diligente, obbediente, per cui c'è un passaggio tra loro due e lui, e cioè che lui racconta la nuova Chiesa come la realtà più semplice. Noi siamo tutti dentro a un grande travaglio. Noi abbiamo avuto anche dei parti dolorosi, abbiamo anche avuto dei tagli cesarei, perché proprio non è stata semplice. Concluso il concilio, è cominciato un grande dramma, un bellissimo dramma, perché il regalo il Signore l'aveva fatto, alcuni di noi nella Chiesa universale l'avevano raccolto, si trattava di portarlo dentro alla consuetudine, alla normalità della vicenda umana e cristiana. Questo qui è uno scolaro ben riuscito, per cui lui va tranquillo. Magari. Lui va tranquillo, ha un sacco di grane, e ogni tanto qualche nuda me le racconta anche, ma va bene, perché per lui è la strada che è già stata aperta, è stata già indicata, ha già i suoi santi protettori. Qui stasera abbiamo 2 ambasciatori, però è fatta ormai. E quindi in qualche modo il nostro caro arcivescovo è questo ragazzo ben riuscito che adesso fa le cose che si fanno, ma tutto è cambiato, tutto è nuovo. Perché? Perché quello che era la fatica di una dottrina alternativa, di un costume che bisognava superare, quanta fatica abbiamo fatto. Le teste bianche che sono questa sera qui con noi lo sanno bene, che è stato un grande travaglio, insomma. No, io rispetto alla mia famiglia ho avuto anche dei problemi delicati, perché tutte le volte ho cercato di spiegargli che ero dentro alla Chiesa. Io sono andato a studiare la teologia a Roma nel tempo del Concilio, è vero, e quindi la rissa faceva sì che, finita l'ultima lezione dell'università della Gregoriana, alla fine della mattina, non andavamo a casa, che era quella casa al 17° chilometro della Casilina, un po' scomodo, perché andavamo subito all'ufficio stampa del Concilio per prendere le prime notizie, i dibattiti. Quindi noi abbiamo partecipato con passione a questo evento stupendo che è ancora pochissimo conosciuto, ma che ha rappresentato una riforma essenziale della Chiesa. Sarebbe impossibile ritornare indietro di 40 anni adesso. Non si potrebbe, non ci riconosceremmo più come cristiani. Però lì c'è stato tutto il travaglio di un passaggio, di un annuncio, di una testimonianza. È vero? Era facilissimo che ti dicessero: ma tu sei fuori dalla Chiesa se sei messo così. E invece era la Chiesa nuova. Per molti è stato così. Qualche volta è successo anche qualche dramma. Io sono amico di alcune grandi vittime di questa fase post-conciliare, che ha conosciuto il travaglio e una generazione, ma è nato il bambino. È nato il bambino, per cui la cosa che sempre mi stupisce e anche mi diverte, e qualche volta mi viene voglia di fargli una carezza, insomma, perché è come se mi commuovesse la naturalità con la quale lui predica, presiede, va, eccetera. Tutto è come normale, ma come normale, è vero. E quando una protesta importante dalla Curia Romana, non so chi mi aveva conosciuto, ha suggerito che bisognava che mi tirassero un po' fuori per farmi fare un po' di lavoro, mi hanno mandato
a fare un piccolo ministero di fine settimana alla periferia di Roma. Ma è stata una cosa da matti, è vero, difficilissima, delicatissima. Il rettore del posto dove abitavo era terrorizzato perché mi conosceva bene. Allora mi diceva: finché suoni il pianoforte vai bene, per il resto non mi va bene quasi niente di quello che tu dici e di quello che tu fai. Ecco, adesso siamo dentro a questo meraviglioso tempo. Adesso l'impegno di attenzione, di conversione, di studio, di comprensione e di raccoglimento è grandissimo, ma siamo in un respiro nuovo di libertà, di forza, di pace. È vero, questo lombardo arrivato qua ha il grande vantaggio di dire con naturalezza delle cose straordinarie. Ma adesso è questo il tempo che la Chiesa sta vivendo. È vero, per cui noi vecchiotti facciamo finta di niente, ma abbiamo dei balzi alla pressione. Io ho tendenzialmente la pressione alta, perché diciamo: ma Dio, adesso cosa succede? Invece no, sta andando bene. La novità dello spirito donata dalla grande avventura, bisogna dire. Io l'ho vissuta certo con molta passione facendo lo studente a Roma, ci sono vissuto dentro al tutto il dramma e alla meraviglia del concilio. È vero, adesso però è il linguaggio comune. O uno dice che lui non c'entra, che è fuori bottega, e allora c'entra in realtà, ma in altri modi. Adesso invece qui tutto funziona, insomma. Quindi io porterei la bellezza della nostra riunione in un grande ringraziamento, sia ai due che ci hanno preso per mano e ci hanno fatto ripassare una storia che è stata anche dolorosa, difficile, ma splendida. E poi lui, il nostro carissimo arcivescovo. È vero, poteva anche non venire, ma invece buonissimo, è venuto ancora una volta fin qui, e noi siamo contentissimi di averlo, perché in lui non c'è un'alternativa. Lui non è che dice non è più così, ma adesso è così, perché per lui è così. È vero, è semplicemente bello. La Chiesa di oggi ha una vita molto più bella di quella di 30 anni fa, nelle sue realtà più semplici e più profonde. E lui è questo scolaro buono che ci è stato mandato. Viva lo scolaro! Grazie. E io direi che possiamo davvero chiudere. Mi è piaciuto moltissimo l'accenno di Don Giovanni finale, questo soffio dello spirito che ci regala un meraviglioso tempo, questa capacità, che dire, abbiamo detto, una memoria capace di futuro. A me pare che il libro lo racconti, la storia di Giovanni lo racconti, ma è la storia del Vangelo di sempre. Quindi grazie di cuore a Romano Prodi, al Cardinal Matteo Zuppi, alla famiglia della Visitazione che ci ha ospitato e a Don Giovanni Nicolini. Grazie e grazie anche a Daniele Rocchetti per la maestria con cui ha condotto anche la nostra serata insieme. Se volete prendere il libro lo potete prendere, se lasciate un'offerta sappiate che è destinata a un progetto delle famiglie della Visitazione nella striscia di Gaza, un progetto che viene portato avanti dal nostro Lorenzo che abita a Betania sul Monte degli Ulivi. Buona serata a tutti. Grazie. Sì. È chiara? Facci una foto per cortesia, dai, che così la metto sulla...